Bella a tutti regà, qui è Miro e oggi andiamo a parlare di una leggenda praticamente, perché io la considero così, per il Cagliari Calcio, ovvero Daniele Conti. Sono contento di parlare di Daniele Conti proprio oggi, che è il 26 giugno, perché 9 anni fa io aprì il canale. Non c'entra un cazzo, però comunque sono contento di parlare di lui proprio oggi. Allora, perché io considero Daniele Conti una leggenda? Semplicemente perché è riuscito a rinnegare, tra virgolette, la propria città, nonostante lui sia nato a Nettuno, però comunque Nettuno è provincia di Roma, è riuscito a rinnegare la propria città, rinnegare ovviamente in senso calcistico. Nonostante il padre fosse una pedina così importante per la Roma, perché comunque Bruno Conti è stato un grandissimo giocatore, è riuscito a rinnegare la squadra della sua città. Perché però? Perché comunque, essendo il figlio di Bruno Conti e portando quel cognome sulle spalle, su di lui ricadevano molte aspettative che forse non sono state propriamente soddisfatte nell'ambito romanista. Quindi lui militò nella Roma dal 96 al 99, poi nel 99 ricevette un'offerta da parte del Cagliari di venire a giocare appunto con noi, se non erro in Serie A. Eravamo in Serie A se non erro, o in Serie A o in Serie B, non ricordo. Comunque fatto sta che nel 99 Daniele Conti passò al Cagliari. Adesso non so per quale cifra. Comunque passò al Cagliari e si incominciò a sviluppare comunque una sorta di buon legame, di un legame forte e stretto, perché comunque a Cagliari comunque non aveva nessuna pressione, non importava il cognome che aveva sulle spalle. L'importante a Cagliari è: tu puoi essere chiunque, ma l'unica cosa che devi fare a Cagliari, come penso nella maggior parte delle squadre, è onorare la maglia, a prescindere dal nome che ti porti dietro le spalle. E questo fece alla fine Daniele. Non giocò praticamente subito, però comunque zitto zitto, piano piano si ritagliò il suo spazio e alla fine dell'era Lopez, quando Lopez si ritirò dal calcio giocato e quindi non fu più capitano, la fascia fu data a lui. E per me è un giocatore veramente fantastico, perché non era un'eccellenza come un centrocampista centrale eccellente come può essere, che ne so, un Yaya Touré o un Pirlo, o comunque ovviamente non era come un giocatore di questi, però c'aveva il suo. Conti era un qualcosa, ed è un qualcosa di eccezionale, perché prima di tutto si è legato veramente tanto alla terra e soprattutto alla maglia. Mi ricordo i disguidi nelle ultime fasi dell'era Cellino, in cui Cellino disse che il Cagliari erano 500 e la Fiat se la Fiat una Ferrari, e il Leeds una Ferrari, e Conti disse: sono fiero di essere il capitano di una 500, nonostante praticamente non giocasse più. È stato veramente un condottiero anche nei momenti più bui del Cagliari, tipo vedi partita persa a tavolino 3-0 contro la Roma. Ma appunto, ricollegandomi al fattore Roma, la cosa che a me più fa impazzire di Daniele Conti è che io, vivendo a Roma e vivendo comunque i Cagliari Roma molto più intensamente, io romano, lui pure, io praticamente io sono del Cagliari e praticamente pure lui, ogni volta che segnava contro la Roma per me era una goduria allucinante, e praticamente tutte le volte finiva così. L'unica volta in cui mi ricordo non segnò contro la Roma era la volta in cui vincemmo 4-2 all'Olimpico, che segnò il primo gol Pisano, però praticamente tutte le altre volte segnò. Mi ricordo pure una volta in cui praticamente Conti segnò ed era la seconda giornata, che però in realtà era la prima, perché la prima non si era giocata perché c'era stato lo sciopero dei giocatori, e mi ricordo che lui andò a esultare con la maglia del Cagliari, così tipo Leo Messi al classico, sotto la curva ospiti, sotto il settore ospiti del Cagliari.
fantastico, veramente un giocatore fantastico che ha dimostrato veramente il legame alla maglia, quello che ha avuto se l'è conquistato, non perché avesse quel cognome sulle spalle, ha avuto dei privilegi, assolutamente, è stato veramente un giocatore fantastico, per me è stata una delle più grandi, se non la più grande bandiera del Cagliari, che comunque è venuto a Cagliari come giocatore, non dico scarso, comunque sottovalutato, abbastanza sottovalutato per la fama che lo precedeva, però comunque a Cagliari si è dimostrato un giocatore ottimo qual è, e a me dispiace che purtroppo si è ritirato, anche se comunque la fascia di capitano è andata in ottime mani, perché anche Capitan De Sena sta dimostrando un attaccamento alla maglia allucinante, quindi veramente sono fiero di aver avuto come capitano Conti, e spero che in futuro ce ne possano essere tantissimi altri di Conti, ma non solo per il Cagliari, anche per altre squadre, perché come stiamo vedendo purtroppo, vedi caso Donnarumma, poi vedremo come andrà a finire, le bandiere non è che ormai ce ne siano tante, però purtroppo adesso è così. Comunque niente, questo è il mio pensiero su Daniele Conti, spero che il video vi sia piaciuto e niente, ci vediamo alla prossima. Bella regà.